Ciao, benvenuto. Oggi sono praticamente nel cuore della Carnia. Siamo appena partiti qui sotto da Malga Pramosio, dove abbiamo lasciato la macchina, e la nostra meta sarà il rifugio Fabiani, che si trova praticamente nell'altra vallata. Dovremo scollinare e raggiungeremo il rifugio Fabiani, dove ci fermeremo a dormire. Adesso è pomeriggio, sono le 4:30. In un paio di ore dovremo arrivare al rifugio e poi passeremo la notte lì. L'indomani saliremo sul monte Quest'Alta attraverso la ferrata, quindi passeremo per l'Austria, andremo a vedere un lago che c'è dall'altra parte, poi faremo la ferrata e torneremo qui sotto a Pramosio. Questo è un giro che si può fare tranquillamente anche in un giorno, insomma è un bel giro, bisogna essere un po' allenati, ma si fa senza problemi. Noi l'abbiamo diviso così in due per andare a dormire al rifugio Fabiani, che da un paio di anni ha cambiato gestione e insomma ne ho sentito parlare bene, quindi volevo andare a vedere un po' com'è. Il rifugio Fabiani è una vecchia malga, ormai dopo era stata dismessa, è stata ristrutturata, adesso è un rifugio alpino a tutti gli effetti, mi pare sia del CAI di Ravascleto, e quindi insomma per andare là abbiamo deciso di fare questo giro e domani chiuderemo con un anello. Allora, alla fine ci abbiamo messo un po' di più delle 2 ore 20 che segnava il cartello, sono stati quasi 3 ore e difatti siamo arrivati abbastanza in ritardo, quasi, cos'erano, le 7:30 quasi. Siamo arrivati però alla fine, quindi è andato dai tutto bene. Il rifugio è molto bello, questa è la camerata dove dormiremo questa notte. Adesso andiamo a vedere cosa c'è di cena. Dal profumino si direbbe qualcosa di davvero buono, in più è anche acceso il fuoco, quindi sarà sicuramente una bella serata. Ci siamo anche fatti la doccia, ci si può fare la doccia, c'è la possibilità, e quindi super rifugio. Domani te lo faccio vedere bene anche all'esterno. Domani dovrebbe essere bello tutto il giorno, o se non altro insomma la mattina sarà presumibilmente bello. Sì, abbiamo avuto un po' di sfiga con le nuvole, prima erano alte, poi si sono un po' abbassate, però non abbiamo avuto grossi problemi sul sentiero. Adesso abbiamo veramente fame, quindi noi ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno, allora abbiamo passato la notte al rifugio, stamattina ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione e adesso siamo pronti per partire. La nostra prima meta sarà il lago di Zoller, il Zollersee in Austria. La meta dopo il lago è qui dietro le mie spalle, in mezzo alle nuvole, tanto per cambiare. Stamattina ci siamo svegliati, era decisamente più bello, c'era qualche nuvola, ma se non altro quelle che c'erano erano molto alte, e adesso c'è un po' di foschia che si sta un po' addensando, e speriamo che magari un po' che si scaldi un po' l'atmosfera e che si dissolva. Al rifugio il pernottamento è andato molto bene. Ieri sera siamo arrivati appunto un po' tardi, siamo arrivati verso le 7:20, ci siamo sistemati e abbiamo mangiato. C'erano diverse cose buone, minestrone, chiarsons, spezzatino, cervo, insomma buona scelta, tutto molto buono. E poi anche la notte molto bene, letti molto comodi, addirittura le lenzuola, non è neanche servito il sacco lenzuolo. Il gestore Nino è davvero super simpatico. Alla fine poi ieri sera siamo usciti con altri ospiti che c'erano in rifugio,
abbiamo aperto un paio di bottiglie, insomma sì, c'è stato anche un bel momento di goliardia con gli altri ospiti, ci siamo bevuti quei 4-5 bicchieri, poi siamo andati a dormire tutti belli contenti e difatti abbiamo dormito tutti molto bene. Siamo arrivati sulla punta di Medeate o Kleiner Trieb in tedesco e il tempo è migliorato, le nuvole si sono un po' dissolte, da questa parte ce n'è ancora parecchie, mentre verso l'Austria è tutto lindo pulito. E adesso siamo per l'appunto su questa cima da cui parte la ferrata per salire sul monte Questalta, che è questo qua dietro alle mie spalle. C'è un pezzettino di ferrata, dovrebbe essere una mezz'oretta, abbastanza semplice, e arriveremo sulla Questalta, poi faremo tutto un percorso in cresta fino a tornare a Pramosio. Siamo arrivati anche sulla Questalta, 2199 metri, la ferrata è bella, qualche tratto è un po' impegnativo, comunque c'è sempre il cavo, gli appigli si trovano, insomma si fa, magari è meglio se qualcuno ha già fatto qualche percorso attrezzato, qualcosa del genere, ma insomma alla fine potrebbe essere anche una prima ferrata, non è tanto lunga, c'è qualche tratto che ci si tira su un po' di braccia, ma tutto sommato non è troppo faticosa, non è troppo difficile, ha un unico passaggio abbastanza esposto, bisogna girare uno sperone, ma anche lì c'è sempre una cengetta, i piedi trovano sempre un appoggio, quindi è divertente, è bella. L'attacco diciamo è un po' lungo perché è anche un po' faticoso la salita alla cima della Medeate, però dopo dai, si fa. Noi siamo arrivati da questo sentiero, abbiamo fatto il passo, siamo entrati in Austria, qui c'è una torbiera, il rifugio austriaco, siamo saliti qui e dopo c'è la ferrata che praticamente segue la cresta e poi sale fino a questo punto. Qui durante la guerra mondiale passava il confine, passa tutt'oggi e passava allora, la cima della Medeate era austriaca mentre il Questalta era italiano. Abbiamo già visto qualche galleria, adesso proseguiremo in questa direzione verso Pramosio, dovremo vedere trincee e altre gallerie. C'è molto filo spinato, anche qui l'ultimo tratto della ferrata, bisogna stare attenti perché ci sono ancora un sacco di pezzi di filo spinato. Come vista è una davvero notevole, un peccato un po' per le nuvole, un po' così che passano, ma quando si apre si ha una vista a 360 gradi, non ci sono altre grosse montagne alte qui vicino, quindi la vista può spaziare da verso di là, si va giù fino al Coglians senza problemi, anche oltre, se no verso le Giulie è veramente tutto libero, e anche verso l'Austria si vedono i ghiacciai austriaci 3000, quindi è davvero una bella cima, non facile da raggiungere da questa parte perché insomma comunque è un po' lungo l'avvicinamento. Magari adesso la strada che facciamo per tornare a Pramosio, quella probabilmente è un po' più semplice e forse il giro più diretto per salire a questa cima molto panoramica davvero.
Bene, alla fine siamo tornati a Malgapramosio, ci abbiamo messo un po', ma dai, è stato un bel giro, ci siamo già fermati, abbiamo pranzato e anche qua si mangia davvero bene, poi si raggiunge molto facilmente, quindi un altro posto consigliato dove venire a mangiare. Il giro alla fine è stato abbastanza lungo, si fa anche in giornata, però bisogna essere ben allenati per farlo. Noi l'abbiamo diviso in 2 giorni e viene un giro onesto, porta via 2 giorni bene, si va con calma. Si passano dei bei posti, cambia un po' lo scenario, più erba, più roccia il secondo giorno, bello, poi c'è di mezzo anche una ferrata, quindi è una bella idea per passare 2 giorni, così fare un giro non troppo difficile. Bene, adesso è giunto il momento di tornare a casa, io ti ringrazio per avermi seguito, ci vediamo nel prossimo video, ciao!